Oggi la Commissione Tecnica Regionale Ambiente ha decretato la bocciatura dei due impianti di pirogassificatori di Paese e Gaiarine. È un importante passaggio per bloccare questi due mega impianti che sono stati previsti e presentati da una ditta svedese, la Cortus, nel territorio di Paese e di Gaiarine, che hanno molto preoccupato i cittadini e che sono stati anche oggetto di due importanti petizioni contrarie a questi progetti, che hanno visto 10.000 sottoscrittori a Paese e 6.000 sottoscrittori a Gaiarine e comuni limitrofi. Quindi sicuramente un passo molto importante per interrompere questi due mega impianti che andrebbero a inquinare ulteriormente la nostra aria, che è già molto inquinata. Il passaggio successivo è la conferenza dei servizi. Nella conferenza dei servizi avremo la decisione finale. Nella conferenza dei servizi ci sarà quindi la Regione, che porterà il voto negativo scaturito oggi. Poi ci sarà la provincia di Treviso, il comune di Paese e il comune di Gaiarine e l'ARPAV. Quindi la strada dovrebbe essere in discesa perché alcuni di questi componenti della conferenza di servizi ha già dichiarato la propria contrarietà. Quindi aspettiamo di vedere il 18 che cosa accadrà, fiduciosi naturalmente, visto che la strada sembra in discesa, e naturalmente felici del fatto che questa mobilitazione popolare di questi mesi, queste diverse conferenze tenute nel territorio, le petizioni, la posizione anche delle amministrazioni comunali, il nostro lavoro fatto qui in Regione hanno portato i frutti sperati, e speriamo che col 18 si ponga finalmente la parola fine a questi progetti che qui in Pianura Padana non possono essere fatti perché siamo già in una camera a gas.